possiamo capovolgere il risultato che abbiamo avuto quest'anno ed è questo, credo, il senso del trovarci qui. Capovolgere una sconfitta e trasformarla in una vittoria. E questo è il significato del meeting del Partito Democratico Veneto riunito a Padova, all'Abbazia di Praglia, dove le atmosfere si addicono bene a un esame di coscienza. È lo stesso ministro Maria Elena Boschi a lanciare la carica dopo la disfatta delle ultime elezioni regionali contro la corazzata di centrodestra condotta da Luca Zaia. Ma quel che è stato, il resto della vita del centrosinistra inizia oggi, anzi subito. Partire da adesso in poi per preparare il lavoro per la prossima volta, per la rivincita della prossima volta. Questo è il punto fondamentale, non rassegnarsi rispetto a un risultato che c'è stato. Il Partito Democratico non si rassegna, eppure dopo la debacle il segretario veneto Roger Demenec oggi ratifica le sue dimissioni, ma manterrà il timone fino al congresso straordinario di febbraio. Con lui se ne andrà tutta la segreteria e la notizia è intinta con il tema del giorno, la rigenerazione del PD. Al centro della discussione le primarie, il marchio di fabbrica del centrosinistra. Gli ultimi esperimenti che abbiamo fatto non sono stati positivi e quindi su questo dobbiamo riflettere. Come tutte le cose, anche le primarie sono uno strumento, sono un mezzo. Qualche volta invece noi le abbiamo scambiate per il fine. Abbiamo pensato che facendo le primarie avevamo risolto completamente tutti i problemi. Non è vero. Mentre il Partito Democratico fa il mea culpa all'Abbazia di Praglia, la Lega Nord sorride. Da Pordenone, Matteo Salvini lancia di nuovo Luca Zaia verso la candidatura a leader del centrodestra. Il governatore veneto ringrazia e risponde citando Carducci che da bambino, quando gli chiesero un tema sulla mamma, scrisse «Mia mamma è mia mamma, punto e basta». Come dire, la Lega è una famiglia, ma il leader è Matteo, punto e basta. Noi abbiamo un leader e questo leader è Matteo Salvini. Io mi sono preso un impegno con i veneti e lo onorerò fino alla fine.